se devo fare un resoconto di questi 3 giorni, ho già detto più volte che è uno spettacolo di città e questo è innegabile. La cosa che veramente mi fa pensare tantissimo da settentrionale è il fatto che essere qua e vedere tutto questo splendore, pensare alle persone che vengono su al nord deve essere molto complicato, e pensare che qua non si riesce a fare qualcosa per permettere alle persone di restare è estremamente triste. Dimmi una cosa che proprio hai visto che non sopporti. Non ci penso un secondo, ho visto un grossissimo cambiamento, il fatto del casco, che il 90 se non di più per cento delle persone lo utilizza in maniera corretta. Purtroppo c'è ancora quel 5-10% in 3 con bambini di 4 anni. Primo giorno a Napoli, piazza del plebiscito, cosa ne pensi? Una parola. Ragazzi, è qualcosa di veramente spettacolare. Wow! Allora, com'è questo Vesuvio visto così vicino? È impressionante, spettacolo incredibile, oltre le aspettative, veramente. Ok, ora lo puoi dire. Qual è la città più bella del mondo? Napoli, La accendiamo? accendiamola. Eccola qui. Quindi allora che dicevi? Cosa Ci pensi? sono 2 pecche, le Ok. buche, che sono devastanti, cioè Diciamo rischi la di morire. viabilità in generale. No, le buche e la viabilità. Cioè rischi di morire, cioè esci, non sai se torni a casa. Ragazzi, un friulano che viene a Napoli, ci sono 10 gradi in più di Udine, compra il labello, cappuccio Guardate e sta bene, morendo di e lo sto per freddo. pagare. Qui siamo a San Gregorio Armeno, guardate che bello. Napoli è 1000 colori, Napoli è 1000 paure, Napoli è voce e creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si sola. E ora facciamo provare al friulano un bicchiere di rosso campano, un aglianico, vediamo cosa ne pensa. Speriamo di non fare lesa maestà. Sono arrivate anche le olive buone. Il profumo non è male, Corposo. Buono. Tutto quello che si può fare, tipo mangiare o anche acquistare, costa dal 15 al 20 al 30% in meno rispetto al nord. È una cosa impressionante, cioè andare a mangiare una pizza in 3 con la birra da mezzo e le bibite, pizza fantastica, spendere 29,50 € da noi è praticamente impossibile. Città che nei sorrisi, che sa piagnere nascosto, l'hanno ferita 1000 volte e non si stanca di supportare. Regala ancora solo a chi ne parla male, scrivendo in dei giornali una bugia per verità. Io camminando a bere, a dove sono nata ieri, si chiude l'occhio e sente la voce a giovane mamma che mi chiamava sera. Guarda, penso che sia il completo fallimento dello Stato, è una cosa che in uno Stato civilizzato come il nostro non può esistere, non deve esistere, è una cosa obbrobriosa, assurdo far vivere delle persone in questi stati, in un contesto residenziale assurdo, mai vista una cosa del genere. E con questo panorama il nostro Luca friulano se ne torna a Udine. 4 giorni sono passati, è stato immenso tutto quello che ho visto, che ho vissuto, esperienza iper positiva, avrò da raccontare a tutti, grandissima Napoli, e vi lascio con questo panorama. Ragazzi, non dimenticate di seguirmi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!